Iniziamo come sempre con una preghiera. Alleluia, Signore, a te la gloria, caro Padre. Sei meraviglioso, papà. Signore Dio nostro, caro Padre, ancora in questa davanti al trono della grazia tua, Signore, con tutto il nostro Gesù, ringraziandoti, Signore, per questo tempo che ci stai donando di essere nella tua casa, ringraziandoti, papà, di essere qui per ricevere la preziosità della tua parola che ancora una volta vuole parlare ai nostri cuori. Noi in questa sera vogliamo prendere autorità nel nome di Gesù, Signore, e sgridare ogni principato, ogni potestà siano legati nel nome di Gesù, e altresì, Padre, vogliamo applicare il tuo prezioso sangue dall'alto, copiose, abbondanti, Signore, e che certamente, Signore, ci accompagneranno anche durante il resto di questo giorno. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore, lo facciamo in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Alleluia. Allora tutti insieme vogliamo partecipare, vogliamo lodare il Signore con tutto il cuore. Grande e forte è il Signore.
Alleluia. La gloria, l'onore, la potenza, la maestà, la grandezza appartengono solo al nostro Dio meraviglioso. E nel Salmo 24 è scritto così: all'Eterno appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti, poiché egli l'ha fondata sui mari e l'ha stabilita sui fiumi. Chi salirà al monte dell'Eterno? Chi starà nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con frode. Egli riceverà benedizione dell'Eterno e giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quello che lo cercano, che cercano la sua faccia, o Dio di Giacobbe. O porte, alzate i vostri capi, e voi porte eterne alzatevi, il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno, forte e potente, l'Eterno potente in battaglie. O porte, alzate i vostri capi, alzatevi, o porte eterne, il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno degli eserciti, egli è Re di gloria. Questo Re di gloria è entrato nelle porte del nostro cuore, perché noi un giorno il Signore ha bussato alla porta del nostro cuore e noi abbiamo risposto: Signore, entra nel nostro cuore, entra nelle nostre case, entra nelle nostre famiglie. E ti ringraziamo, Signore, per questa grazia che tu hai fatto alle nostre vite. Ecco perché in questa sera noi siamo gioiosi, siamo rallegrati di avere questo Dio meraviglioso che è entrato nelle nostre vite, nel nostro cuore. E quindi vogliamo lodare il Signore con tutto il cuore. C'è festa, c'è gioia, perché il Signore è qui con noi. Grazie papà.
Alleluia. Egli è il nostro Redentore, ci ha acquistati a caro prezzo. Egli ci ha redenti, ci ha acquistati con il suo prezioso sangue. E questo è qualcosa di impagabile che noi possiamo avere verso il Signore. Ma sia ringraziato il suo nome meraviglioso. E noi ancora in questa sera siamo qui, fratelli e sorelle, perché noi amiamo il Signore con tutto il cuore, perché sappiamo che Egli ci ha riscattati, ci ha salvati da una morte certa. E non parla della morte fisica che, come dice la parola, passa su tutti gli uomini, ma ci ha salvati da una morte certa, la seconda morte, quella che significa eterna lontananza da Dio. Ma Egli ha avuto pietà di tutti noi, e noi siamo qui alla sua presenza per ringraziarlo e benedirlo, perché veramente ci ha fatti scampare da una certa cosa, una morte così brutta, tenebrosa. E noi vogliamo ringraziarlo, fratelli cari, veramente con grande gioia di essere qui nella sua casa, e sappiamo che il Signore ancora in questa sera è in mezzo a noi per ascoltare la mia e la tua preghiera, la mia e la tua supplica, sapendo ancora tutto quello che tu stai attraversando in questo tempo. Egli è qui per sovvenire ai tuoi bisogni in questa sera. Dagli tutto il tuo cuore, apri tutto il tuo cuore in questa sera e parla con papà, proprio come se parlassimo tra di noi. Parliamo a dire: papà, io ho questo, papà aiutami su quest'altra situazione, papà soccorrimi, aiutami. La preghiera è un parlare con papà, e papà gioisce quando i suoi figli si rivolgono a lui, perché egli ci ha insegnati a pregare così. Andiamo a lui nel nome di Gesù e le nostre preghiere sono ascoltate e sono esaudite. Vogliamo adorarlo allora, mentre in questa adorazione noi preghiamo e allarghiamo tutto il nostro cuore alla sua meravigliosa presenza. Grazie Signore per come sei qui in mezzo a noi in questa sera, papà. Grazie Signore. Prezioso Dio, non ho altro nome più caro. Io grido a te che corri sempre, mi aiuto. Mi rialzi tu, mi guardi attraverso Gesù, che ha versato il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del suo amore, ma per la sua grazia son qui. Prezioso Dio, non ho altro nome più caro. Io grido a te che corri sempre, mi aiuto. Mi rialzi tu, mi guardi attraverso Gesù, che ha versato il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del suo amore, ma per la sua grazia son qui. Prezioso Dio, dillo. Prezioso Dio, non ho altro nome più Chiesa, caro. grida al Signore Gesù, dillo. Io grido a te che
sempre mi aiuto. rialzi tu, Signore. Mi rialzi tu, mi guardi attraverso Gesù, che ha versato il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del suo amore, ma per la sua grazia son qui. Che non ero degno del suo amore, ma per la sua grazia son qui. Tu Dillo. mi guardi attraverso Gesù, che ha versato il suo sangue per me, per me, per me, che non ero degno del suo amore, ma per la sua grazia son qui. Alleluia. Grazie papà, perché ancora in questa sera tu ci guardi attraverso tuo figlio. È come se Gesù si mettesse davanti a noi, tra noi e il Padre, per non far risaltare le nostre mancanze, la nostra debolezza, la nostra caducità umana. E Dio Padre ci vede come Gesù, anche se non lo siamo, ma Gesù si mette davanti a noi e il Padre ci guarda così, guarda suo figlio e noi ci nascondiamo dietro di lui. È meraviglioso, fratelli cari, sapere questo, che Dio non ci guarda così come siamo fatti, con tanti difetti, tante cose negative, ma ci guarda con occhio benevolo, guardando come se guardasse Gesù. Questa, fratelli cari, è la promessa, è la benedizione che Dio ha elargito alle nostre vite. Per noi, fratelli cari, veramente è una grazia meravigliosa, come diceva il canto, perché nessuno di noi meritava questo, ma Egli ha avuto pietà di noi. Ed ecco che ancora in questa sera Egli ci guarda così, guarda su di noi in questo luogo e guarda un popolo non con i suoi difetti, le sue mancanze, ma ci guarda con gioia nel cuore, sapendo che l'amato figlio suo ha pagato per me e per te. E quindi in questa sera tu puoi chiedere al papà ciò quello che c'è nel tuo cuore, quello di cui hai bisogno in questo tempo, perché Egli ci dice di fare così. E noi vogliamo fare così, fratelli cari. Vogliamo adorare il Signore con tutto il cuore ancora, perché sento una presenza meravigliosa del Signore, ancora come sempre in mezzo a noi. Ogni qualvolta noi ci raduniamo e siamo qui, noi sentiamo la presenza di Dio che è qui in mezzo a noi. Questa è la certezza dei figli di Dio, fratelli cari, che Dio è qui. E se Dio è qui, è pronto ad ascoltare la mia e la tua supplica. E noi vogliamo farlo ancora, vogliamo adorarlo, vogliamo stare ai piedi di Gesù tutti insieme. Grazie papà per questa opportunità, per questo tempo che ci stai donando. Grazie papà per come tu ascolti ogni grido che si eleva da questo luogo. Grazie papà perché sei buono con noi. Grazie Gesù. A credere che sei venuto proprio verso di me,
Sì, Padre, abbiamo tanti amori, ma Tu sei il primo e il più eccelso. L'amore che noi abbiamo verso di Te, Padre, è minimale rispetto a quello che Tu hai nei nostri confronti, perché è scritto nella Tua parola, Tu sei venuto a cercarci e Tu ci hai amati per primo. Questa è la verità. E ci ami di un amore eterno, grande, Signore. E noi questa sera veramente vogliamo darti tutto il nostro cuore nelle Tue mani, Signore. E dirti, Padre, continua a cambiare e a trasformare questo cuore affinché noi possiamo amare come Tu ci ami, Signore. Noi vogliamo amare, Signore, tutti e tutto, Signore, come Tu ci insegni. Aiutaci ad avere un cuore così, Signore, permeato dal Tuo amore meraviglioso, quell'amore che scende dall'alto. E quindi siamo ancora qui alla Tua presenza. Vieni a riempire il cuore di ciascuno di noi in questa sera. Vieni a riempirlo del Tuo amore, Signore, perché noi vogliamo donare amore, Signore, come Tu ti sei donato, Signore, per noi. Noi vogliamo farlo anche noi verso gli altri. Ma abbiamo bisogno di Te, di questo amore eterno, meraviglioso, che è l'amore di Dio, è il Tuo. Grazie, papà. Vogliamo fare ancora un canto? Vogliamo fare un canto tutti insieme? Vogliamo continuare ad adorare il Signore con tutto il cuore, fratelli cari? Abbandonati nelle mani del Signore in questa sera. Non lascia che la tua mente sia liberata dalla grazia del Signore. Lascia ogni tuo peso, ogni tua difficoltà ai piedi di Gesù in questa sera. Pensa ad adorare il Signore, a lodarlo con tutto il cuore, e il Signore opererà in verso di te. Libera il tuo cuore e la tua mente. Lascia che il Signore intervenga nella tua vita. Lasciati andare. Umiliamoci insieme sotto la potente mano di Dio, affinché Egli possa operare ancora, possa mostrare ancora la sua gloria verso noi, verso questo luogo, questa città, verso le nostre famiglie. Allora tutti insieme vogliamo adorare il Signore, fratelli cari. Vogliamo stare ancora ai piedi Tuoi, Signore. Alleluia. Che cresca in me il carattere di Cristo e il tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Dammi mani pure, Padre, dammi mani che Alza le tue mani al cielo. alzerò verso il cielo Dillo. per adorarti. Sì, mio Signore. Per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo, del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, Dammi la tua dammi forza, la Gesù, tua dillo. forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio
a te. Dillo. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Andate una sola voce. Padre, dammi un cuore Puro Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi Mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo Dillo. per adorarti, Sì, mio Signore. per adorarti, Per adorarti. per adorarti, Alzo le mie mani a te. per adorarti, Solo te. per adorarti, Adoro te. per adorarti, per adorarti. Sì, Padre, siamo qui per adorarti, papà. Stimiamo questo tempo dell'adorazione, tempo prezioso, meraviglioso, tempo inestimabile che non vogliamo paragonare, Signore, con nessun altro tempo della nostra vita. Questo è il tempo migliore, più bello, perché stiamo davanti a te, siamo in comunione con te, ci rapportiamo con te, comunichiamo con te, papà. E tu, Signore, ci rispondi, Signore, ci accarezzi, Signore, come in questa sera sentiamo veramente la tua meravigliosa presenza, Signore, come un abbraccio di un padre. E noi ancora in questa sera, papà, vogliamo proprio, sapendo che tu sei nostro Padre e ci ascolti, noi vogliamo pregare ancora per tanti bisogni che sono in mezzo al tuo popolo e come Chiesa, come figli tuoi, ci uniamo, Signore, con un solo cuore, una solamente, un solo spirito per pregarti per Azzurra, per suo padre e per la mamma. Che Dio benedica questa famiglia. Preghiamo ancora come sempre, fratelli cari, per Gabriele, per Sestilia che è la mamma, per Naomi, Diego, Laura, Giulia, per Emanuele, per i nostri fratelli, Padre, nel nome di Gesù, Signore, perché vogliamo vederli nella tua casa. Ancora Emanuele e Vittoria per influenza, Signore, ed è bella questa influenza nel nome di Gesù. Signore, benedice ancora il tuo servo, il pastore con sua moglie Margherita, continua ad ungere il loro capo e così benedici tutti i nostri figli. Si chiede preghiera ancora per Aldo che ha un progetto di lavoro. Signore, benedici questo progetto, ma soprattutto che il progetto, Signore, sia messo nelle tue mani. Così si chiede preghiera per la Chiesa che è ai quattro canti della terra. Signore, benedici la tua Chiesa, continua, Signore, veramente ad aggiungere alla tua Chiesa quanti sono sulla via della salvezza. Ma ancora non vogliamo dimenticarci di Camillo, Signore, di Vittorio. E io voglio pregarti ancora in questa sera, papà, insieme ai miei fratelli e sorelle, per Maria Lomasto che ha perso il papà in questi ultimi giorni, ma anche per la famiglia Sarnatario che hanno perso la mamma, le nostre sorelle. Signore, consola e sostiene ogni cuore, perché solo tu puoi fasciare un cuore rotto, Signore, e ferito, papà. Consolali, Signore, sostienili e incoraggiali, papà. Noi vogliamo ringraziarti di vero cuore, Padre, e anche pregarti, Signore, per quanti ci ascoltano da casa, nel nome di Gesù. Signore, vogliamo anche ringraziarti, papà, per la parola che ci sarà data in questa sera attraverso il tuo servo. Noi siamo qui, Signore, desiderosi di poter ascoltare, desiderosi, papà, di ricevere questa parola in un cuore puro, come abbiamo cantato, affinché questa parola ancora possa germogliare in noi e portare frutto per la tua gloria. Ungi le labbra del tuo servo in questa sera. E noi vogliamo ringraziarti di vero cuore, papà, per questo tempo e per tutto quello che ancora tu hai preparato in questa sera per noi. E lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno.
Facciamo un forte applauso al Signore. Grazie Gesù, grazie Signore per ogni cosa. Se ci sono testimonianze e chi vuole testimoniare, venite avanti e ascolteremo, o altrimenti andremo avanti e raccoglieremo le nostre offerte. Raccogliamo le offerte. Io voglio invitare il fratello Emanuele che pregherà per l'offerta. O Eterno, ancora vogliamo dirti grazie, papà, ancora per avere il seme della tua parola. O Eterno, vogliamo anche dirti grazie per questa offerta che daremo, Signore. Vogliamo continuare a dare con gioia, Signore, perché tu con gioia doni a noi e noi con gioia vogliamo donare, Signore, per il tuo regno, Signore, e per l'avanzamento di esso, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per ogni cosa che tu hai fatto e per ogni cosa che continuerai a fare. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Silenzio, ti sento parlare, mi stai dicendo, vieni a me, e nella notte la mia luce sei, guidi i miei passi, io credo in te, calmi la tormenta, qui nel mio cuore, sposti montagne, dai dubbi e timori, i mari separi, mi porti a te, Dio dell'impossibile sei, opera in noi, Dio dell'impossibile sei, opera in me, Dio dell'impossibile sei, opera in noi, Dio dell'impossibile sei, opera in me. Alleluia, alleluia Signore. Grazie papà. In questa prima parte il Signore ha dissodato un po' come il contadino fa con la terra, no? In questi tempi tra poco passerà l'inverno, il contadino dissoda la terra dalle zolle, la rende un po' più friabile affinché il seme che poi semina il contadino possa scendere in profondità e mettere poi radici e portare frutto così. E nella prima parte il Signore libera il nostro cuore da tutti i pesi, da tutte le afflizioni, i pensieri, e diciamo ha dissodato un po' il terreno affinché questa parola che il Signore ha messo nel cuore del suo servo possa scendere in questo terreno fertile che è il nostro cuore. Quindi noi vogliamo accogliere il nostro fratello Lello. Parlaci di Gesù. Ah, vuoi fare una testimonianza? Vieni Lello, vieni. No, è giustissimo essere ubbidiente, pure se non lo volevo fare quando Francesco mi ha chiamato a pregare per l'offerta, però quando mi sono seduto ha detto il Signore vai, ho detto ok, ubbidisco. Stamattina prima di scendere al lavoro leggevo un verso, più che una testimonianza è un'esortazione che Dio ha fatto alla mia vita e sento di doverla fare anche a voi. Leggevo un verso che è un passaggio meraviglioso che si trova nella parola di Dio che un pochino tutti conosciamo, era la storia diciamo di Lazzaro, la resurrezione di Lazzaro. E il Signore mi rammentava proprio questa parola. Stamattina questa parola mi ha accompagnato al lavoro. Diciamo, sarà pure un pochino forse anche per la mia situazione di alcune cose che a volte mi portano ad avere una piccola preoccupazione. Il Signore mi rammentava proprio questa parola e questa parola mi diceva così nell'orecchio: morte e vita sono nelle mie mani. E io pensavo, dicevo, Signore, cosa mi vuoi dire? Voglio comprendere bene cosa tu voglia dire, perché non era il passaggio in sé per sé, ma era questa parola che il Signore diceva nel mio orecchio che in un certo senso mi ha portato avanti tutta la giornata. E poi Dio mi ha esortato e mi faceva pensare: qual è il decreto che l'uomo ha potuto mettere sulla tua vita? Che io non sia possibile cambiarlo. E la storia di Lazzaro è un pochino l'esempio, no? Perché diciamo anche quelli che erano vicino a Gesù, quelli che conoscevano Gesù e sapevano bene Gesù cosa era in grado di fare, non credevano che Gesù era capace di far resuscitare Lazzaro. Però una donna lo credette questo
E il Signore in un altro passaggio dice, sempre inerente a questo, dice: non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? E quindi l'esortazione che io voglio fare alla mia vita in primis, perché stamattina il Signore l'ha fatto a me, ma lo voglio fare anche a voi: credi in Dio. Vuoi vedere la gloria di Dio? Credi solamente. Togli i dubbi dalla tua mente, togli qualsiasi cosa che si voglia opporre tra te e Dio e credi solamente. Sono certo e sicuro che come Dio farà vedere la sua gloria nella mia vita, Dio farà vedere la sua gloria anche nella tua vita. Dio ti benedica. Alleluia. Amen. Pace a tutti. Vogliamo prendere la parola in Prima Samuele, capitolo 16. Prima Samuele, capitolo 16. Leggeremo dal verso 1 al verso 7. All'inizio di quest'anno Dio ha messo una parola nel mio cuore, credo che questo sia dall'inizio di quest'anno la mia, diciamo così, prima predicazione nuova del 2026. Ho questa parola che Dio ha messo nel mio cuore e la voglio condividere con tutti voi. Ma prima di esso vogliamo innalzare la parola e vogliamo pregare assieme. Amen, alleluia. Signore Dio, ancora in questo momento veniamo alla tua presenza per i meriti di Gesù Cristo tuo Figlio, Signore. Ti ringraziamo per come tu ci dai l'opportunità, l'onore e il privilegio, Signore Dio, di accostarci a questa fonte santa, Signore. Ti preghiamo ancora in questa sera, oh Padre, parla alle nostre vite attraverso di essa. Che il tuo Spirito Santo, Signore Dio, prenda il controllo di questa riunione, Signore, e possa, Signore, usare la mia vita affinché la tua parola, oh Padre, possa andare ad effetto, Signore. Io voglio ringraziarti per questo onore, per questo privilegio, e a te voglio dare tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Se abbiamo preso prima Samuele, capitolo 16, al Signore vogliamo dare tutta la lode e la gloria. Così dice la parola di Dio. L'Eterno disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato, perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno di olio e va. Ti mando da Isai il Betlemita, perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. Samuele rispose: come posso andare? Quando Saul lo verrà a sapere, mi ucciderà. L'Eterno disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isai al sacrificio, io ti indicherò ciò che dovrai fare e tu ungerai per me colui che ti dirò. Così Samuele fece quello che l'Eterno gli aveva detto e andò a Betlemme. Gli anziani della città gli andarono incontro tremanti: santificatevi e venite con me al sacrificio. Così fece santificare Isai e i suoi figli, li invitò al sacrificio. Ora quando essi giunsero, egli posò lo sguardo su Eliab e disse: certamente l'unto dell'Eterno è davanti a lui. Ma l'Eterno disse a Samuele: non guardare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Amen. Fin qui, al momento, la parola di Dio. Sono dei versi che conosciamo molto bene, no? Dei versi che parlano della storia di Davide. Riflettevo un po', sai, come un buon padre a volte fa con i figli, che gli dice sempre le stesse cose. Questa sera Dio, secondo me, vuole dirci qualcosa di diverso in una fonte zampillante di acqua viva. La fonte del Signore è sempre piena, è sempre acqua pura, acqua fresca. Però per arrivare a questa parola che Dio ha messo nel mio cuore bisogna fare qualche passo indietro. Dice la parola che il popolo di Dio è stato liberato dalla schiavitù attraverso Mosè. Ha passato il deserto, ha combattuto tante battaglie, fino ad arrivare al punto che dissero a Samuele, quando era il profeta, disse: Samuele, tu adesso ti sei fatto un po' anziano, i tuoi figli non camminano come cammini tu, si lasciano un po' corrompere dal popolo, quindi dacci un re, come ce l'hanno tutte le altre nazioni, come ce l'hanno i popoli, affinché noi possiamo seguire il re in battaglia. Questo però non piacque né a Samuele né all'Eterno, però l'Eterno glielo concesse. Dice la parola che l'Eterno unse Saul come re.
Saul crebbe, Dio lo unse e ci furono grandi vittorie, grandi battaglie, grandi vittorie. Ma arrivato a un certo punto della storia di Saul, Saul inizia un po' a farsi prendere da quello che è l'io, l'ego. Ricordiamoci che tutta la gloria va solo a Dio e non è all'uomo, perché chi opera è Dio. Noi non siamo altro che strumenti nelle mani di Dio. Dio ci riempie affinché possiamo essere strumenti, ma la gloria spetta a Dio. Dice la parola che Samuele andò da Saul e gli disse: vai a combattere contro il popolo di Amalek, gli Amalechiti, e distruggili tutto. Distruggi tutto il popolo. Quando Saul andò a combattere, disubbidì ancora una volta a Dio. In precedenza Saul si fece anche una statua, quindi iniziò ad entrare in lui qualcosa di particolare. E iniziò anche ad entrare quella che è la disubbidienza a Dio. Dio gli disse di distruggere tutto attraverso Samuele, ma lui risparmiò, dice la parola di Dio. L'Eterno mi aveva mandato e ho riportato Agab, il re di Amalek, e ho portato allo sterminio gli Amalechiti. Il popolo però ha preso cose migliori che avrebbe dovuto essere sterminati per fare sacrifici all'Eterno, il tuo Dio. Ma Dio non aveva detto questo. Dio aveva detto di portare tutto allo sterminio. Infatti, disse il profeta Samuele: gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidienza alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. L'ubbidienza vale più del sacrificio, e ascoltare la parola di Dio è qualcosa di meraviglioso, perché non solo bisogna ascoltare, ma bisogna poi metterla in pratica. Non siamo solo uditori della parola, ma facitori della parola di Dio. E allora l'Eterno chiama Samuele e dice: fino a quando fare cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato, perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno di olio e va. Allora, io credo che in questo 2026 Dio vuole riempire ognuno di noi di qualcosa di particolare per essere una sua testimonianza. Dio vuole riempirci di quello spirito meraviglioso, quello spirito di potenza, quello spirito che ancora oggi può liberare, sanare, guarire, e vuole mandarci. Dove? Dove Lui vuole, non dove noi diciamo. Bisogna ascoltare bene dove Dio vuole mandarci. Dio vuole usarci, ma dobbiamo ascoltare Dio vuole guidare i nostri passi. Dice il Signore all'Eterno: va. L'Eterno disse a Samuele: va, riempi il tuo corno e va, perché io mi sono scelto un re tra i suoi figli. Fratello mio, sorella mia, noi siamo una scelta di Dio. Se siamo qua non è per caso, è che Dio ci ha scelto. E ci ha scelto, cioè noi siamo una scelta di Dio, ma riusciamo a comprendere che noi siamo figli di Dio, siamo il popolo di Dio, coloro che Dio ha acquistato attraverso Cristo Gesù. Io mi sono scelto. Non siete voi che avete scelto me, disse il Signore, ma sono io che ho scelto voi. E se tu sei qui è perché Dio ti ha scelto. Particolare, di importante da darti. E lo vuole fare proprio in quest'anno. Questo sarà un anno diverso. Non sarà come l'anno che è passato, ma sarà un anno diverso. Però questa diversità non dipende da Dio, perché noi a volte vogliamo che tutte le cose dipendono da Dio, ma non è così. Dipende da me e dipende da te. Dice la parola, ma Dio disse: non ti preoccupare. Se io ti mando, devi stare tranquillo. Se Dio ci manda da qualche parte, ecco perché bisogna ascoltare bene quando Dio parla. Perché se Dio ti invia, se Dio ti manda, allora stai tranquillo, perché c'è la copertura di Dio sulla tua vita. E niente e nessuno ti potrà toccare. Samuele, va, disse l'Eterno, va, prendi una giovenca e invita a fare un sacrificio all'Eterno. Samuele andò, dice la parola di Dio che Samuele andò a Betlemme e chiamò Isai. Disse: santificatevi. Gli occhi di Samuele siamo pronti a combattere. E subito disse: ecco, questo è il nuovo re di Israele, l'unto di Dio. Ma Dio disse no. Dio disse, ma l'Eterno disse a Samuele: non guardare al suo aspetto,
né all'altezza della sua statura, poiché io l'ho rifiutato, perché l'Eterno non vede l'uomo, ma l'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Quante volte abbiamo detto il Signore conosce il mio cuore? Quante volte abbiamo detto Dio conosce il mio cuore? Parla. Dall'abbondanza del cuore le azioni vengono fatte. Però il Signore conosce il cuore mio. Quante azioni hai fatto tu quest'anno? Quante parole abbiamo fatto noi quest'anno? E poi abbiamo detto, però il Signore conosce il cuore mio. Dio conosce il cuore. Dio conosce il cuore ed è la verità, però bisogna stare attenti. Perché a volte il nostro cuore noi lo facciamo, come dire, lo usiamo soltanto quando siamo in presenza dei fratelli, in presenza del contesto ecclesiaste, ma quando usciamo fuori, quel cuore diventa ancora un'altra volta un cuore di pietra. Attenzione, attenzione. Non posso vivere dell'apparenza, ma voglio vivere di un cambiamento radicale, completo, interno ma anche esterno. Non posso vivere un cambiamento solo interno e poi esterno non faccio comprendere o faccio vedere che realmente sono cambiato. Sì, ma io fumavo, o Signore mi ha dato vizio. Ma quello è un vizio, è una grazia che Dio ti ha dato, sono d'accordo con te, è un dono che Dio ti ha fatto, è un miracolo che Dio ha fatto nella tua vita. Ma questo è il mio carattere, non ci posso fare niente, lo devi cambiare. Dio cambia. Quando Dio entra nella vita di qualcuno, questo qualcuno viene trasformato completamente, non solo il lato interno, ma anche il lato esterno. Solo il cambiamento dove sta? Ma io, però sai cosa è successo? A Natale ho lasciato i miei familiari a tavola e sono andato in chiesa ad adorare Dio. Stiamo portando la religione nelle chiese evangeliche. Fratello mio, sorella mia, il cambiamento deve essere completo, non soltanto un cambiamento interno, ma il cambiamento si deve vedere nell'esteriorità. Ci sono tanti uomini di Dio che Dio ha trasformato, cambiato nella sua parola, e uno di questi è l'Apostolo Paolo, che io amo il suo cambiamento, la sua trasformazione. Prendiamo Atti degli Apostoli, capitolo 9, leggeremo ancora qualcosa. L'altra volta abbiamo parlato di quella donna che gli morì il marito, no? E non aveva più nulla. E andò dal profeta Samuele. Samuele disse: cosa hai in casa tua? Lei disse: ho soltanto un piccolo vasetto. Chiedi tanti vasetti, riempili e poi vai avanti. Quando lei finirono i vasetti, l'olio si fermò. Fratello, l'olio non è finito. L'olio non è finito, l'olio ce n'è in abbondanza ed è pronto ad essere sparso su tutti i figli di Dio. Ma quello che non si trovano sono i vasetti. I vasetti ci sono, ma molto probabilmente devono essere ancora purificati, lavati, ancora attraverso quella che è la parola di Dio. Ci sono tanti vasetti. Nella casa del vaseo dice la parola che ci sono tanti vasi. Vasi ad onore e vasi a disonore. Quindi non dipende da chi è o da chi vuole, ma dipende da me, dipende da te. Essere lavato attraverso il sangue dell'agnello, essere lavato attraverso la parola di Dio. Allora ecco che posso essere purificato affinché quell'olio meraviglioso Dio lo possa riversare nella mia vita. Affinché ci sia un cambiamento interno e un cambiamento esterno per mostrare che Gesù Cristo è vivente e vive nella mia vita. Non vive nella mia vita solo quando vengo in chiesa, non vive nella mia vita solo quando incontro fratello o sorella. Pace sorella, pace fratello, tutto a posto, sì sì. Però poi che succede? Poi vai al lavoro, è il tuo locale completo. E questo sai quando avviene? Quando tu incontri Gesù. Quando tu hai un incontro con Gesù. Gesù ti cambia la vita e non lo cambia solo nel cuore. Parte dal cuore per arrivare all'esterno, parte dall'interno per manifestare
all'esterno, ciò che Lui ha messo dentro di te. Atti degli Apostoli, capitolo 9. Dal verso 1 dice la parola: Saulo intanto, sperando ancora minacce e strage contro i discepoli del Signore, si recò dal sommo sacerdote. Egli chiese lettere per la sinagoga di Damasco, affinché se avesse trovato alcuni seguaci della via, uomini o donne, li potesse condurre legati a Gerusalemme. Ora avvenne che mentre era in cammino, essi si avvicinava a Damasco. All'improvviso una luce dal cielo gli folgorò d'intorno e caduto a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli disse: chi sei, Signore? E il Signore gli disse: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro i pungoli? Allora egli, tutto tremante, spaventato, disse: Signore, che vuoi che io faccia? E il Signore gli disse: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Or gli uomini che viaggiavano con lui si fermarono attoniti, perché udivano il suono della voce, ma non vedevano alcuno. Poi Saulo si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva alcuno. Allora, prendendolo per mano, lo condussero in Damasco. E rimase 3 giorni senza vedere, nei quali ne mangiò. Nato e cresciuto alla corte di Gamaliele, uno dei più grandi rabbini dell'epoca, e cresceva con questo suo zelo, quello di perseguitare i cristiani, perché lui pensava che stava nella ragione, mentre gli altri erano nel torto. E mentre perseguitava i cristiani ebbe questo, non solo i suoi occhi, ma il suo cuore. Il suo cuore. Dice la parola che tutti ascoltavano ma non vedevano. Dio ci chiama singolarmente. Dio viene per ognuno di noi, ci chiama in un modo particolare. Ognuno ha una cosa, ognuno ha un'altra, ognuno ha un suo modo, ha una sua relazione, ha un suo incontro personale con il Signore. E se tu non l'hai avuto ancora, questa è la serata giusta. Dio vuole incontrarti, perché vuole trasformare e cambiare radicalmente il tuo cuore, il tuo modo di vivere. Il cristiano è uno stile di vita, non è una religione. Il cristiano è una fede. Saulo fu trasformato completamente nel suo cuore. Fu cambiato radicalmente. Dice la parola che quando si alzò da terra i suoi occhi non vedevano niente. Lo presero per mano e lo portarono in Damasco. Era 3 giorni senza vedere, senza mangiare. E in quei 3 giorni il Signore gli mostrò tutto. Mi piace pensare che erano 3 giorni nel quale ci fu un'immersione completa in quella che era la grazia di Gesù Cristo, in quello che era il sacrificio, il carattere dell'Apostolo Paolo, quello di perseguitare le persone. A questo punto doveva perseguitare i religiosi. Era perseguitare quelli là che prima dicevano di perseguitare gli altri. Ma Dio quando ti cambia dentro e anche fuori. È quello che ti mette dentro, tu lo devi manifestare all'esterno. Radicale. Dio ci cambia, ci gira tutto al contrario, proprio come i calzini, ci gira e fa in modo che tutte le impurità possano cadere. Però queste cose dipendono da me, non dipendono da Dio. A volte noi preghiamo: Signore, voglio consacrare la mia vita, Signore, voglio santificarmi, ma dipende da me. La santificazione tocca a me, la consacrazione tocca a me appartarmi per Dio, tocca a me stare nella presenza di Dio, tocca a me spendere del tempo sulla parola di Dio, affinché Dio possa parlare, possa insegnarmi, possa ammaestrarmi, possa, come dice in Romani capitolo 12, cambiare la mia mente, trasformare la mia mente attraverso quella che è la parola di Dio. Fratello mio, sorella mia, è un tempo particolare. Il Signore è alle porte. Il Signore sta venendo e vuole prendere uomini e donne che sono stati trasformati completamente, interno ed esterno. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Egli è una nuova creatura nuova dentro e fuori. Dentro e fuori.
A volte noi pensiamo che facendo il battesimo, il patto in acqua, abbiamo, fra virgolette, assolto a quello che era non solo un comando di Dio, forse abbiamo risolto qualcosa in particolare. Il battesimo è un punto di predicazione fatto del pastore Sergio 9. Poiché un bambino ci è nato e un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Un bambino ci è stato dato. E questo bambino, fratello mio, sorella mia, deve entrare dentro di noi, deve crescere. Non deve più restare bambino. Noi lo accettiamo come bambino, ma poi dentro di noi deve crescere. In Luca capitolo 2 parla di quando Gesù è stato presentato al Tempio. E poi dice la parola che Gesù cresceva in statura e sapienza. La parola ci insegna una cosa, che chi manca di sapienza la chiede a Dio, che dona liberamente, ma crescere in statura dipende da me, dipende da te. Manifestare quel cambiamento, quella trasformazione dipende da me, dipende da te. Il re Davide era stato unto da Samuele e nel suo camminare aveva avuto l'opportunità di uccidere Saul più di una volta, ma non l'aveva fatto. Non l'aveva fatto, perché l'amore che era nel suo cuore non glielo permise. Lui diceva: io non toccherò l'unto di Dio, non toccherò, anche se lui sapeva che sulla sua vita c'era una chiamata. L'avrebbe potuto fare, ma non l'ha fatto. Ha manifestato quello che era l'amore di Dio nel suo cuore. Saulo, io non ho niente contro di te, perché mi perseguiti? Eppure lui aveva l'opportunità. Fratello mio, sorella mia, questo è un anno particolare per me e per te. È un anno dove Dio vuole fare grandi cose, grandi trasformazioni nella mia vita, nella mia casa. E riflettevo quando a volte ti viene fatta quella domanda: cosa ti aspetti da Dio nel 2026? Cosa ti aspetti? Io mi aspetto che la mia famiglia sia tutta convertita, i miei familiari, che Dio siano tutti convertiti, che Dio ci possa donare una chiesa più grande, più comoda, che Dio possa fare questo, che Dio possa fare quello, che Dio possa fare quest'altro, che Dio possa fare quello. Ma cosa si aspetta Dio da me nel 2026? Cosa si aspetta Dio da me? Dio si aspetta da me un cambiamento radicale. Un cambiamento radicale. Quando Dio vuole cambiare la storia, non manda un esercito o una flotta, aerei da combattimenti, carri armati, no. Dio manda un bambino e quel bambino deve essere messo al centro, ma poi deve crescere. Deve crescere. Fratelli miei, non è più il tempo di fare i bambini, bisogna essere grandi, bisogna essere adulti, non bisogna più mangiare il latte della parola, abbiamo bisogno della carne. Bisogna della carne, dobbiamo crescere e fortificarci. Dice la parola: intanto il bambino cresceva, si fortificava nello spirito, essendo ripieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Quel bambino che cresceva, ripieno di sapienza, ci è stato dato anche a noi. Ci è stato dato anche a noi. E come abbiamo ascoltato prima quando il fratello ministrava, dobbiamo far sì che quel bambino cresca dentro di noi, sempre di più. E poi dice, e Gesù cresceva in sapienza, Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e gli uomini. Cresceva. È il tempo della mia e della tua crescita. Non dipende da Dio. Gesù sulla croce disse: Padre, tutto
è compiuto. Adesso tocca a me, adesso tocca a te. Consacrare la vita, santificare la vita, arrendermi di più a Cristo, ubbidire alla parola di Dio, camminare secondo quello che Dio mi dice di camminare, ascoltare il consiglio della parola. Il cambiamento non è soltanto una questione interiore, ma è una questione esterna. Oggi, anzi domani mattina, il mio datore di lavoro sta sulla riva del Garda per fare una fiera, no? E questa sera, quando è partito, mi ha salutato, mi diceva sicuramente le cose andranno meglio. E ho detto sì, saranno meglio del 2025. Lui ha detto, hai ragione. Il cambiamento non è soltanto perché io vado in chiesa, ma lo devo trasmettere, dimostrare con le mie parole, con i miei fatti. L'altra volta è uscito, mi è andato a comprare il caffè, ma non perché lo meritassi, fratello mio, sorella mia, non perché lo merito, ma perché è la parola di Dio, è il cambiamento che Dio sta facendo, sta mostrando, forse attraverso la mia vita, ma la gloria va a Dio, la gloria aspetta a Dio, e Dio vuole usare me, vuole usare te affinché gli altri in te vedano Cristo. Gli altri in te vedano Cristo. E disse l'Apostolo Paolo, siete i miei imitatori, come io lo sono di Cristo. E Gesù disse, io sono la luce del mondo, ma quando io me ne vado, voi sarete la luce del mondo. Voi siete la luce del mondo. Quindi se io non rispecchio, se io non rifletto, se io non faccio vedere Cristo nella mia vita, come potranno vedere realmente Gesù, quel bambino che sta crescendo? Fratello mio, sorella mia, questo è il tempo di cambiamento. Tempo di cambiamento. Non lo so tu, io mi aspetto grandi cose nel 2026. Non solo da parte di Dio, ma da parte della mia vita, del mio cambiamento, della mia resa. Io non voglio che sia lo stesso dell'anno precedente, ma voglio che quest'anno sia un anno diverso. Un anno dove Dio possa usarmi di più per la sua gloria, che possa essere uno strumento nelle sue mani, che possa cambiare radicalmente il mio cuore e la mia vita. Abbiamo ancora l'opportunità di fare qualcosa, di chiedere a Dio, Signore, cambia il mio cuore, cambia il mio modo di parlare, cambia il mio modo di pensare, cambia il mio modo di pormi con le persone. Ricordiamoci una cosa, che l'occhio di Dio è su tutta la terra. Egli sa quando ti alzi e quando ti siedi. Egli sa quando cammini. Egli sa ogni cosa di me e di te. Non c'è bisogno che vieni in chiesa. Dio conosce il tuo modo di vivere fuori dal contesto ecclesiastico. E per questo Dio ti dice che quest'anno sia un anno di cambiamento. Cambiamento. Dio guarda al cuore, sì, ma dall'abbondanza del cuore la bocca parla, le azioni si vedono. La gloria di Dio si deve manifestare in quest'anno attraverso di me e attraverso di te. Vogliamo ancora avere un momento di adorazione, vogliamo alzarci all'impiede, amen. Vogliamo ancora avere un momento alla presenza di Dio, vogliamo ringraziare colui che è santo, ringraziare colui che è degno, ringraziare colui che è buono nelle nostre vite, perché Dio è buono, fratello mio, sorella mia. Le compassioni di Dio si rinnovano ogni giorno sulle nostre vite e aspettano che io e te facciamo quel cambiamento che Lui ci sta cercando, che Lui ci sta chiedendo ancora in questa sera. Egli ti chiede di cambiare, di cambiare. Signore, cambia, trasforma, modellaci, Signore, che solo Tu lo puoi fare.
Se tu prendi un bicchiere e lo lavi una volta e poi lo rimetti nel mobile e lo prendi dopo 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, quel bicchiere avrà un po' di patina, no? Un po' di... come si dice? Un po' di quella patina. E prima di poterlo usare lo devi lavare. E allora questa sera noi vogliamo essere lavati attraverso la parola di Dio, attraverso l'unzione del Santo, attraverso il sangue dell'agnello che ci lava, ci purifica e ci dà l'opportunità, l'onore e il privilegio di essere purificati affinché l'olio dell'unzione che non è finito possa essere traboccato, possa essere traboccante in me. Il cuore mio, fa che cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, fa che sia sincero, fa che sia sincero, cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, che sia come te. Tu sei il vasaio, Tu sei il vasaio, dillo, l'argilla io ti io chiedo, Signor, di modellarmi. Io ti chiedo, Dio, adoratori, cambia il cuore mio, alleluia. E cambia il cuore mio, fa che sia sincero, dillo, cambia il cuore mio, Gesù, cambia il cuore mio, che sia come te. Tu sei il vasaio, Gesù, dillo, tu sei il ti chiedo, Signore, io ti chiedo, Dio, cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, fa che sia sincero, che sia sincero, cambia il cuore mio, cambia il cuore mio, che sia come te, che sia come te, il mio cuore, Gesù, che sia come te, tutta la mia vita, che sia come te, il mio cuore, che sia come te. Sì, Signore, cambia il mio cuore. Trasformaci, Signore. Gesù disse in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Dio ci ha dato il suo spirito per essere la sua testimonianza, ma dobbiamo anche essere lavati di quell'acqua meravigliosa
Dobbiamo stare alla fonte, fratello mio, sorella mia, quella fonte che ci lava, che ci purifica. Il cristiano fonde la sua vita sulla parola di Dio. La parola di Dio è una roccia salda, non viene meno. Sia un anno di trasformazione, un anno dove Dio possa usare la tua e la mia vita, un anno dove attraverso di te possono vedere la gloria di Dio. Apri il tuo cuore alla sua presenza in questo momento. Permetti al Signore di cambiare il tuo cuore. Permetti al Signore di togliere quelle impurità che ancora in questo momento stanno nel tuo cuore. Egli è qui per purificarti. Egli è un fuoco che brucia tutto ciò che non è buono per la nostra vita. Lo vuole fare in questa sera. Apri il tuo cuore alla sua presenza. E mentre lo adori, il Signore opera nella tua vita. Adoralo, semplicemente adoralo, alleluia. Signore, tu mi conosci, modella il mio cuore, trasformami conforme alla parola e riempimi finché in me si veda solo te e poi scusami Signore, usami come un faro nella notte, come un ponte sulle acque, come un'oasi nel deserto, come freccia che mira il bersaglio, voglio essere usato come piace a te Signore, in ogni ora, in ogni luogo. Dillo con tutto il tuo cuore. Ecco qui la mia vita, usami Signore, usami, Scrutami, dillo. scrutami Tu Signore, mi conosci. tu mi conosci e modella il mio cuore. Trasformami conforme alla parola e riempimi finché in me si veda solo te e poi
Alleluia. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a prestare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. E questo viene soltanto quando la mia e la tua vita è arresa nelle mani di Dio, quando c'è un cambiamento radicale. Signore, voglio ringraziarti ancora in questo momento per l'onore e il privilegio che tu ci hai dato ancora, Padre, in questa sera di stare alla tua presenza. Grazie come ancora, Padre, tu ci hai onorati, Signore. Ci onori sempre, oh Padre, perché tu sei un Padre buono, un Padre amorevole. E voglio ringraziarti, Signore. E ancora, Padre, come tu ci insegni, oh Padre, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Vogliamo pregarti per la famiglia Cesario, che possano ritornare alla famiglia di Dio. Anna Leone per influenza, Thomas per un miracolo. Signore, stendi la tua mano affinché la tua gloria, oh Padre, si manifesti. Vincenzo per conversione. Signore, tocca questo cuore. Raffaele per scarcerazione. Gioele, Christian, Kevin, David, Odra per protezione. Signore, ti prego, stendi la tua mano affinché ci sia protezione su questi cari, nel nome di Gesù. Sebastiano e Yolanda per benedizioni. E ancora, Padre d'amore, voglio mettere davanti al tuo trono la tua chiesa sparsa sui quattro canti della terra. Che la tua benedizione, la tua unzione sia sulla tua chiesa, Signore, sul tuo popolo, Padre, sui tuoi servi, sulle tue serve, affinché attraverso di loro la tua gloria, Signore Dio, si possa manifestare. Ancora voglio dirti grazie per la tua santa e meravigliosa parola, per come ancora, Padre, tu ci esorti, Signore, ad avere un cambiamento radicale, Signore. Oh Padre, per essere strumenti nelle tue mani. Ti prego, Signore, trasforma i nostri cuori, trasforma le nostre vite, Signore, affinché possiamo essere strumenti, Signore, che ancora in questo tempo tu stai cercando per manifestare la tua gloria. E ancora in questo momento, Signore, ti prego, accompagnaci, Signore, alle nostre momentanee dimore, coprici con il tuo sangue, Signore, e continua a parlare ai nostri cuori, perché abbiamo bisogno della tua parola, del tuo consiglio. Ogni istante della nostra vita abbiamo bisogno di te, Signore. E se il giorno di domani è per noi, oh Padre, che sia un giorno ancora per essere testimonianza della tua grazia e del tuo immenso amore, Signore. E a te ancora in questa sera, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode, la gloria, la potenza e la maestà che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen e amen.